cosa è successo, zia? Ho ricevuto la bolletta del gas. E allora 2.500 euro. Zia ha dei risparmi, di che cosa vive? Vive della pensione minima, sui 700 euro al mese, cioè, e anche meno. E, non ha risparmi. Ha lavorato una vita, ma il mantenimento della casa, tante cose, insomma, non le hanno permesso di mettere via alcun risparmio, quindi avrebbe dovuto rimanere senza mangiare per pagare questa bolletta. Che cosa avete fatto a quel punto? A quel punto sono andata lì e abbiamo visto i documenti insieme. Ho visto la bolletta, il prezzo unitario, 1,5 euro al metro cubo. E quindi sono andata a ritroso, abbiamo visto le bollette passate e mi sono accorta che che lei aveva sottoscritto un contratto nel 2019 a 0,389 euro a metro cubo e sono passati da questa cifra a 1,5 senza alcuna ragione. Ho visto un cambiamento, un'attivazione, ho chiesto zia, ma tu hai firmato qualcosa nel 2023? E ho detto assolutamente no. Ho telefonato all'ufficio del fornitore e ci hanno detto che assolutamente quella era la fattura e non poteva essere cambiata. Allora ho detto questa è un'ingiustizia pesante e che, come ha colpito te, può colpire tantissime altre persone, magari più indifese di te, che non conoscono nessuno. Per cui dobbiamo affrontarla insieme ad un'altra comunità. Io conosco la Federcontribuenti, conto di risolverla e mi piacerebbe poi far conoscere a tutti la soluzione. Perché tra l'altro non c'è stata una comunicazione di questa variazione, voi non trovate traccia di questo. No, assolutamente. Non abbiamo trovato alcuna traccia.